Il socio di maggioranza di una SRL può deliberare un aumento di capitale anche se il socio di minoranza è contrario o addirittura se non può partecipare all'aumento? C'è un limite al potere o, per meglio dire, allo strapotere della maggioranza? Scopriamolo. Nella dialettica interna di una società a responsabilità limitata, uno dei maggiori pericoli per il socio di minoranza è costituito dalla cosiddetta dilution, diluizione, ossia dall'aumento di capitale deliberato, ma soprattutto sottoscritto, dal solo socio di maggioranza. Infatti, se è vero che a tutti i soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle proprie partecipazioni, proprio per evitarne la diluizione, può capitare che il socio di minoranza non intenda o non possa sottoscrivere l'aumento, con la conseguenza che, se vi provvede solo il socio di maggioranza, la sua partecipazione resterà quantitativamente inalterata, ma proporzionalmente ridotta. Di regola, il socio di maggioranza può deliberare un aumento di capitale senza il consenso della minoranza e anzi nonostante il suo dissenso. Infatti, se lo statuto non attribuisce il potere di deliberare l'aumento agli amministratori, per legge vi provvede l'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. E allora qual è il pericolo? Il pericolo è che il socio di maggioranza disponga l'aumento proprio allo scopo di ridimensionare il socio sgradito, fino a estrometterlo di fatto. Come? Fissando un importo superiore a quello di cui dispone il socio di minoranza. In questo caso, infatti, l'aumento di capitale sarebbe sottoscritto dal solo socio di maggioranza, il quale rafforzerebbe così ulteriormente la propria posizione dominante. Cosa può fare allora il socio di minoranza? Impugnare la delibera di aumento di capitale eccependo la sua invalidità per abuso della maggioranza, cioè per eccesso di potere. Il giudice esaminerà nel merito la deliberazione assembleare proprio per stabilire se la finalità della deliberazione era quella di danneggiare il socio di minoranza. La Cassazione ha infatti stabilito che la delibera di aumento di capitale è viziata ogni qualvolta è emulativa, cioè adottata ad esclusivo beneficio del socio di maggioranza e a danno di quello di minoranza, poiché ciò determinerebbe una violazione del principio generale di buona fede. Al contrario, resta legittima la delibera che, seppur lesiva in concreto dell'interesse di uno o più soci, è però conforme a un interesse della società. Da un punto di vista processuale, l'onere di provare che il socio di maggioranza ha abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza. La società, dal canto suo, deve difendersi dimostrando che c'era un interesse sociale tale da giustificare l'operazione, anche se pregiudizievole per il socio di minoranza. Per maggiori informazioni visitate il sito web dello studio e seguiteci sui social media.